e canto canzoni d'amore, storie di terra, di mari e di soli. Gino Pitò, presidente di Segni Nuovi, ma anche di questa sala della parrocchia San Paolo che è intitolata Giovanni Paolo II. Stasera che si presenta? Ma stasera presentiamo un videoclip, o meglio i Calandra e Calandra lo presentano. Ci siamo conosciuti in occasione di Cortiamo dell'anno scorso, dove loro hanno vinto con Siciliano tipo strano. Abbiamo visto questa cosa, adesso ho visto che stanno uscendo col nuovo videoclip ed è per noi un onore poterlo presentare alla città in anteprima, quindi noi ci mettiamo a disposizione, ma il lavoro è tutto loro. Giuseppe Calandra è uno dei due Calandra. Qual è questo videoclip? L'avete già presentato? È stato fatto a Castelvetrano? Sì, noi già abbiamo fatto la prima a Castelvetrano perché ci sembrava doveroso, visto che tutte le location e i costumi e anche le comparse di Castelvetrano, ci sembrava doveroso effettuarlo la prima lì, ma comunque mi sembrava, ed è giusto che sia così, dare un omaggio anche ad Alcamo per i nostri concittadini, per i nostri amici, per vedere anche in anteprima, ancora assoluta si può dire, il nostro videoclip Canzoni d'amore. Allora, Canzoni d'amore, lei è il cavaliere. Sì, questo videoclip. Cavaliere, sì. Famoso cavaliere. Il Medioevo. Il cavaliere misterioso, diciamo. Cavaliere, sì, io diciamo che sono stato il fortunato prescelto dai Calandra come protagonista del video e interpreto la parte del principe, appunto perché il pezzo parla di una storia d'amore tra questo principe e questa principessa e diciamo così è stata un'esperienza interessante. Da rifare? Sì, da rifare, sì, possibilmente sarebbe. Io glielo auguro che loro rifacciano altri video sicuramente. Per me è stata una bella occasione anche per scoprire due artisti che non conoscevo ancora, ma che varrebbe la pena che loro fossero conosciuti anche più, non soltanto in Sicilia ma anche fuori. Il pezzo è proprio bello, insomma, volevo proprio sottolineare, parlare un attimo della canzone, che è veramente una ballata romantica con dei sapori mediterranei e siciliani che potrebbe insomma arrivare lontano. Allora, Maurizio, dedicato anche questo brano, no? Sì, c'è una dedica molto particolare, quella di Salvatore Tartamella, ci sembrava doveroso per quello che ha fatto per noi. Salvatore è stato uno dei primi a credere in noi, ad aiutarci, non si è mai tirato indietro quando noi abbiamo chiamato e quindi questo era il minimo, non possiamo fare più niente per Salvatore, l'unica cosa è ricordarlo per sempre. L'ultima cosa facciamo concludere al più anziano, ma non per i capelli bianchi. Il prossimo lavoro qual è? Noi stiamo già lavorando su un prossimo video che si intitola Scotola Scotola, un nostro brano inedito e che penso si dovrebbe effettuare entro la fine di luglio. Anzi, in occasione, cogliamo l'occasione anzi per dire che chi volesse partecipare ci può chiamare al nostro recapito, ci può contattare tramite Facebook e eventualmente potrebbe anche fare parte potrebbe essere il fortunato come Giuseppe Cimarosa, sì.